Ciao, sono Andrea Cacciatori e sono un reporter di viaggio. Da quando ero piccolino mio papà mi portava tutti gli anni sulle Dolomiti. Quello mi ha fatto imparare cosa significa fare fatica e il mio rapporto con la fatica. Da quel momento in poi tutte quelle che erano le sfide in montagna hanno iniziato a intrigarmi, sia come paesaggio e poi in età più adulta abbinato anche alla fotografia e al video. Nel 2017-2018, quando ho acquistato poi il mio primo drone, ho scoperto la montagna anche da un altro punto di vista, perché riuscivo a filmarla e a creare, diciamo, prospettive che prima non avevo, oltre a crearmi un ricordo, a darmi soddisfazione in quello che è poi una mia passione nonché professione. Poi cosa è successo? Nel 2017 con un amico abbiamo deciso di intraprendere l'Annapurna Circuit Trek, che è stato un trekking di 11-12 giorni per 180 km, dove abbiamo raggiunto un passo che è tuttora l'altitudine più alta che ho raggiunto, il Torong La, 5400 metri, ed è stato un trekking relativamente facile, nel senso che c'erano tutti i lodge dove ci si poteva fermare a dormire, però è stato molto estenuante dal punto di vista fisico, ma non il più difficile che ho fatto. Il più difficile che ho fatto è arrivato nel 2021, ovvero l'anno scorso, l'anno dopo la pandemia, dove ho raggiunto il campo base del K2 e lì sono stati 16 giorni, 160 km. Ricordo ancora l'emozione quando sono arrivato al campo Concordia a 4600 metri dopo 6 giorni di trekking, dove ho visto il K2 per la prima volta con i miei occhi. È stata una cosa spettacolare, davvero. Mi sono commosso, mi ricordo ancora quel momento, e dormire sotto le stelle senza illuminazione in tenda è stato qualcosa di meraviglioso. Poi vabbè, c'erano anche dei momenti durante la notte dove dovevo alzarmi a fare la pipì, c'era la cerniera della tenda ghiacciata e tu dovevi uscire e dicevi no, che scatole, però diciamo che tutte queste piccole cose venivano ricompensate giorno per giorno dalla vista spaziale dei paesaggi. Niente, è stata credo l'esperienza più intensa e più bella della mia vita finora. Credo che sia una cosa che tutti gli amanti della montagna dovrebbero fare almeno una volta nella vita. Io credo che comunque la chiave per vivere sereni sia avere una passione per qualcosa, cioè lo sappiamo tutti, non sto dicendo cose banali, e spesso si perde la bussola, spesso si perde il senso di quello che si vuole fare, sia nel breve che nel lungo termine, ma nel momento in cui si ha sempre speranza e fame di cercare cose nuove, si ritrova la strada e si va a riprendere quello che è l'entusiasmo, che è il motore che ti spinge avanti nella vita. Io l'ho trovato in quello che faccio con il drone, nella fotografia, nel video e nelle camminate in montagna. Lì riesco a spegnere la testa, il cervello e godermi quello che è il momento. Sì, lo godo attraverso la camera, ma lo godo anche con i miei occhi.